Obiettivo aggancio in classifica riuscito da parte di Chieri. La squadra di Bregoli alla meglio su un Bisonte imbufalito, ma solo per il risultato e non dentro al campo. Molle l'approccio della squadra di Caprara nei primi due set e questo ha fatto tutta la differenza del mondo, così come ci sono alcune percentuali che non permettono alla squadra toscana del Bisonte di essere più competitiva. Partenza forte per le piemontesi che volano scavando un bel solco grazie alle proprie ali, Guerra e Perinelli, senza contare la macchina da punti Grobelna. Polter può giostrare a suo piacimento il gioco dando velocità e imprevedibilità all'azione offensiva. Il risultato è che nessuno nella metà campo del Bisonte ci capisce qualcosa, almeno fino a quando non entra Turco in cabina di regia. Il 25-22 finale per le ospiti non dà la sensazione completa del divario che abbiamo visto in campo nel primo set. Secondo set sulla falsa riga del primo, anche se con Santana sul terreno di gioco, il Bisonte aggiusta la propria ricezione ed arriva a giocarsi il set punto a punto. Un errore in battuta di Far in un momento decisivo e un attacco di Guerra segnano la fine del secondo parziale, con Chieri dunque che allunga e pone le basi per la sua vittoria. Nel terzo set le Fiorentine hanno un sussulto d'orgoglio, mettono in difficoltà le avversarie forzando la battuta e facendo calare nettamente le percentuali in ricezione della squadra di Bregoli. Albertin Faster manda la gara al quarto, rimandando però solamente la sconfitta della propria squadra. Assorbito il colpo, Chieri torna a macinare il solito brillante volley dei primi due set e sbanca il palamandela, lasciando a 20 l'avversario con pieno merito. Guerra, Perinelli, Polter e Grobelna, questo quartetto ha consentito a Chieri di tornare a casa con 3 punti in saccoccia. Dall'altra parte invece Dalderop e Wakal sono riusciti a tenere botta. Qualcosa ha fatto anche Far, ma non è certo bastato questo per contrastare le avversarie, anche perché sono state molte ad essere sottotono. Il punteggio finale è stato dunque di 3-1 per la Reale Mutua Feneracchieri sul Bisonte Firenze con i parziali di 22-25, 23-25, 25-21 e 20-25. Migliore marcatrice dell'incontro Kaia Grobelna con 21 punti, seguita dalle bisontine Dalderop e Wakador con 18.